Bentornati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Sono 512 gli infermieri iscritti all'Ordine di Udine che si sono messi a disposizione per effettuare vaccinazioni anti-Covid nel loro tempo libero. Possono garantire 60.000 somministrazioni alla settimana. Con questi ritmi, in 20 giorni i professionisti friulani potrebbero vaccinare l'intera popolazione della regione. I dati sono stati presentati questa mattina dal Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Udine e sono stati comunicati al Presidente della Regione Fedriga e al Vice Riccardo Riccardi. La novità che riguarda appunto l'ordine infermieristico, un sondaggio porta a 512 adesioni per quanto riguarda gli infermieri che si rendono disponibili a vaccinare la popolazione, un bel numero. Sì, è un numero importante, quasi inaspettato, perché nel giro di 2 settimane aver lanciato questo sondaggio all'interno dei nostri 4.200 iscritti e vedersi rispondere immediatamente 512 posizioni affermative è veramente un bel numero, perché questo ci fa capire che la professione è unita, la professione è disponibile nei confronti del cittadino ed è disponibile soprattutto a vedere un miglioramento delle condizioni di salute all'interno della nostra popolazione. Ricordiamo perché è partito questo sondaggio. Certo, è partito questo sondaggio perché ci siamo resi conto subito che nonostante le nostre ripetute sollecitazioni alla politica regionale e a tutti gli enti interessati nella campagna vaccinale, un reale coinvolgimento importante della nostra professione non c'è mai stato. Allora abbiamo cercato di capire quali sarebbero state le nostre forze in campo da poter mettere a disposizione dell'organizzazione per migliorare la campagna vaccinale in questo momento che è di principale interesse per il cittadino. E a questo punto abbiamo deciso appunto di inviare questo sondaggio ai nostri iscritti e veramente in maniera inaspettata abbiamo raggiunto questi risultati che probabilmente non sono neanche la reale dotazione che potremmo raggiungere, perché probabilmente molti dei nostri colleghi non hanno compreso la necessità, non hanno compreso il beneficio, non hanno compreso diciamo così, il messaggio che si voleva passare. Però nonostante questo il 12% dei nostri iscritti ha risposto in maniera positiva e questo fa capire la compattezza di una professione, fa capire anche la solidità di una professione che si è sempre messa a disposizione del cittadino e sempre sarà a disposizione del cittadino per i bisogni di salute che sono sempre stati contingenti. Avete fatto anche un calcolo delle ore, della loro disponibilità e soprattutto quante dosi possono essere somministrate a infermiere che si rende disponibile? Allora, abbiamo fatto una serie di considerazioni perché, come sapete, il decreto ministeriale sui vaccini prevede una media di 12 inoculazioni all'ora. Sicuramente i dati che vediamo anche nelle campagne vaccinali che sono già in atto si spingono anche a 15, qualche volta qualcosina di più come numero di somministrazioni. Se facciamo un puro calcolo sui 512 infermieri che hanno dato una disponibilità media di 8 ore del loro tempo libero moltiplicate per 15, capite bene che le 50-60 mila vaccinazioni a settimana sono un dato facilmente raggiungibile, ma sicuramente non assoluto, perché è ancora relativo probabilmente di una serie di dati che ancora raccoglieremo nei prossimi giorni. Già questo sarebbe un ottimo dato. C'è un accordo con Confindustria, tra l'altro questo sondaggio verrà oggi proprio inviato al Presidente della Regione Fedriga e anche all'assessore Riccardi. Quali sono le aspettative? Anche perché appunto c'è questo accordo con Confindustria anche per vaccinare in azienda. Sì, ci stiamo lavorando già da qualche settimana con i vertici di Confindustria che hanno voluto e chiaramente deciso in maniera attenta, in maniera propositiva di cercare di portare la vaccinazione all'interno delle industrie perché per poter far ripartire la macchina delle industrie in senso pieno e quindi far ripartire anche un po' l'economia del nostro territorio. E Confindustria ci ha coinvolto per capire quale poteva essere la nostra disponibilità appunto a vaccinare all'interno delle industrie. E quindi questo dato di oggi è sicuramente un dato importante che andrà a contribuire in maniera attiva alla vaccinazione del personale delle industrie del territorio, in questo momento della nostra ex provincia, ma poi vedremo che cosa succederà con gli sviluppi nelle prossime giornate. Nel commercio
Nel commercio e nella ristorazione la tensione è molto alta e si rischiano tanti funerali aziendali. A dirlo il presidente di Ascom Confcommercio Pordenone Alberto Marchiori, che chiede, specie nei piccoli paesi, una sorta di salario minimo garantito per le microimprese, da lui definite dipendenti precarie della società. Alberto Marchiori, presidente di Ascom Confcommercio Pordenone. Parliamo del commercio e della ristorazione. La spesa degli italiani è scesa ai livelli del 97 e sicuramente non hanno aiutato queste settimane di chiusura. Qual è lo stato di salute del comparto? Lo stato di salute è desumibile già dai dati a cui lei ha fatto riferimento, cioè la gente ha paura di uscire, non spende, è depressa perché c'è una depressione, potremmo definire sociale, dovuta a questo virus, ma soprattutto dovuta anche a dei provvedimenti che il più delle volte non sono razionali e che creano tutta una serie di disastri economici, psicologici e anche ovviamente sanitari. Allora o si riparte rapidamente, senza fare i negazionisti, utilizzando dei dati che dovrebbero essere in mano delle autorità sanitarie, e cioè quelle che consentono di tracciare laddove uno si è portato a casa il virus, per definire in modo preciso le strutture che devono essere chiuse, quelle che devono essere regolamentate, è sufficiente un protocollo eccetera, invece di chiudere tutto. Noi qui abbiamo aumentato con queste chiusure, con queste incertezze, il numero dei morti e stiamo aumentando il numero delle aziende defunte, perché questo territorio celebrerà tanti funerali aziendali. Arriveranno adesso 40 miliardi di euro tutti per le aziende. Se vengono dati con i criteri che sono stati dati fino a poco tempo fa, rischieranno di non accontentare nessuno e di farne fallire altri. In più, quelli che sono già falliti, quelli hanno chiuso. C'è bisogno di risposte perché la tensione è molto, molto alta. Quali sono i settori merceologici più colpiti e che rischiano questa chiusura? Riaprono i centri termali della regione ed è boom di prenotazioni per le cure inalatorie alle alte vie respiratorie. Per gli esperti, chi si sottopone a queste cure riduce il rischio di contrarre infezioni causate da virus e batteri, risulta più protetto negli anni successivi. Centinaia le chiamate per fissare appuntamenti fino al mese di settembre. Quest'anno chiaramente le inalazioni hanno la massima attenzione, in quanto già quelli che erano usati a farle le riconfermano e naturalmente c'è attenzione anche da parte di possibile nuova clientela. Abbiamo delle prenotazioni, diciamo così, per dirla tutta, partono un po' a rilento, ma per il mese di giugno, luglio, agosto abbiamo addirittura prenotazioni per settembre. Diciamo che abbiamo un livello di prenotazioni molto alto, per dare un numero, quasi 900 persone, utenti. Abbiamo sempre avuto l'idea, la sensazione, anche parlando con i nostri ospiti, che le inalazioni facciano bene banalmente. C'è della gente che proprio ha una fiducia assoluta nelle inalazioni, altri sono magari più critici ma le fanno. Adesso vediamo se riusciamo anche con le inalazioni che vengono fatte quest'anno, verrà posto anche all'ospite un quesito, se hanno avuto Covid, non hanno avuto, un po' riuscire a capire se c'è per caso qualche interazione fra il fatto di aver fatto le inalazioni e una possibile prevedibile minor incidenza del Covid. Il Grado ha sempre avuto un'attenzione per quello che riguarda l'aspetto sanità, benessere, eccetera. Adesso può essere il momento importante, topico, direbbe chi sa parlare, per evidenziare questo aspetto. Lo ripeto, da oltre 125 anni Grado è una spiaggia terapeutica. Arte è partita ieri, è partita
Bene, i numeri iniziano ad essere interessanti, quindi qualcosa si sta muovendo, le cure termali continuano ad avere un'attrattiva e giustamente, come diceva Alessandro nel suo intervento, ci sono anche delle motivazioni che adesso si cercherà di approfondire dal punto di vista soprattutto delle cure inalatorie. Insomma, siamo stati favorevolmente sorpresi dalle telefonate che sono arrivate, dalle prenotazioni che non si limitano a questi primi giorni, ad aprile e maggio, ma anche noi già stiamo andando su luglio, agosto e anche settembre. Quindi vedo che si sta rimettendo in moto la macchina che l'anno scorso un pochino aveva rallentato. Arta vive di stagionalità, è molto legata al turismo e quindi fa parte del pacchetto delle attrattive che il turista può utilizzare quando viene in Carnia. E secondo me questo è uno dei punti di forza delle nostre terme, ovvero il fatto di poter abbinare una vacanza di salute, perché sei in un ambiente incontaminato dove non ci sono i numeri che trovi altrove, però hai tantissime cose da fare, tantissime cose da vedere, puoi dedicarti a te stesso, al relax, alla salute, e abbinare questo al discorso termale sicuramente è un plus per il territorio dell'Alto Friuli e della Carnia. Arta vive molto di turismo, quindi è molto legata alla stagione dei flussi turistici, con i picchi d'estate, e per il wellness, ma quest'anno non è stato possibile, c'è con il picco invernale. Monfalcone invece ha un'attività abbastanza costante tutto l'anno, c'è una piccola flessione solo nei mesi estivi, e più diciamo vicina a quella che è l'attività come flussi di un poliambulatorio cittadino, proprio perché Monfalcone è posizionato in un contesto cittadino, perché Monfalcone è una città, è vicina a Trieste, facilmente raggiungibile da Udine, quindi diciamo chi vuole fare cure termali trova in Monfalcone una struttura aperta tutto l'anno. Piccola pausa per la pubblicità, poi ci ritroviamo nuovamente in diretta da Voi la Linea. Bentornati in diretta da Voi la Linea, riunione della Giunta Comunale di Udine questa mattina. Allora ci colleghiamo subito in diretta con la nostra Paola Trepo per gli aggiornamenti da Palazzo d'Aronco. A te la linea. Sì, eccoci Alexis, buongiorno ai nostri telespettatori qui dalla Giunta di Udine che si è appena conclusa. Siamo con l'assessore Laudicina per parlare di un tema importante che interessa molte persone che hanno attività nel capoluogo friulano. Di cosa si tratta? Sì, si tratta del canone unico che diciamo sostituisce una serie di tributi e di entrate patrimoniali che sono rappresentate dall'occupazione del suolo pubblico, l'imposta di pubblicità, ed è comunque insomma un canone che di cui in questi giorni si parla molto, perché ci saranno finalmente queste agognate riaperture e naturalmente però la maggior parte delle attività devono avvenire all'aperto. Ecco che quindi oggi che abbiamo approvato le tariffe relative al canone unico, approvando le tariffe la Giunta ha comunque deciso di rimarcare la linea che aveva già delineato nel corso del 2020 e la porta avanti anche nel 2021 per quanto riguarda appunto determinate esenzioni, quali in questo caso l'esenzione appunto praticamente dal canone di occupazione del suolo pubblico per tutta una serie di categorie economiche che sono tra quelle sicuramente più colpite dalla pandemia, e l'esenzione che prima era stata deliberata fino al 30 aprile, poi il decreto sostegni aveva in parte prorogato fino al 30 di giugno, questa Giunta ha deciso di esentare diciamo, a determinate categorie economiche per tutto anzi non determinate, tutte le categorie economiche nel corso del 2021, quindi dall'1 dell'1 fino al 31 dicembre, quindi dalla pizza al taglio al bar, al ristorante, all'ambulante, a chi organizza spettacoli viaggianti, alle associazioni che vogliono organizzare un'attività culturale, ricreativa, sportiva. Tutte queste categorie non pagheranno appunto il canone di occupazione del suolo pubblico nel corso del 2021. Per la Giunta si tratta di un minore introito quantificato in circa 170.000 euro. Per quanto riguarda il canone in generale,
abbiamo pensato invece di introdurre una misura, diciamo, tra virgolette, di sollievo, di parziale sollievo, ovvero di differire il termine di pagamento quest'anno, che di solito è fissato entro il 31 marzo, quest'anno l'abbiamo differito al 30 di settembre del 2021, quindi c'è tempo per pagare il canone fino a quella data. Ecco, in giunta poi anche è stato trattato un tema relativo a un parco, uno splendido parco di Udine. Sì, si tratta del Parco Antonini Maseri. Diciamo che qui naturalmente il Comune è uno dei soggetti coinvolti in questo progetto, perché prima di tutto è l'Università, che ringraziamo perché naturalmente desidera concederci incomodato per 30 anni questo parco, e poi l'altro soggetto, diciamo, interessato è la Fondazione Friuli, che anche naturalmente farà dei lavori e creerà il passaggio pedonale per consentire il passaggio delle persone da Piazza Primo Maggio e viceversa. Per cui oggi, diciamo, il Comune ha fatto il primo passo verso una formalizzazione, diciamo, reale di questo contratto di comodato d'uso, e naturalmente è chiaro che si tratta di una bellissima iniziativa. Il comodato d'uso dovrebbe durare 30 anni, ci sono dei lavori naturalmente che devono essere fatti. Adesso incontreremo naturalmente l'Università e sull'input della quale, diciamo, è partita la cosa, e anche naturalmente la Fondazione. Faccio gli auguri al nuovo Presidente, che è stato appunto appena eletto, e anche ai 2 nuovi vicepresidenti, ai nuovi consiglieri, insomma, affinché ci sia anche una collaborazione, diciamo, sempre stretta con questi 2 famosi, diciamo, tra virgolette, enti, queste istituzioni, in modo tale che appunto si possa fare sempre qualcosa che va a beneficio naturalmente della città. Questo è uno dei tanti esempi. Ecco, un parco splendido da Piazza Primo Maggio, collega la parte centrale di Udine dell'Università, e c'è già un'idea su che cosa si potrebbe fare nel momento in cui diventerà diciamo, d'uso del Comune? Allora, esattamente quali sono i lavori da fare, forse non sono l'assessore più indicato, tra virgolette, perché, diciamo, è il mio collega Michelini, che è il vice sindaco, che si occupa con il verde pubblico. So che ci sono dei lavori di natura strutturale, so che ci sono dei lavori di implementazione della illuminazione, so che ci sono dei lavori botanici da fare, ma so anche che la Fondazione ha delle particolari idee, ma insomma forse magari andrà condiviso insieme, naturalmente, insomma, quali sono esattamente i progetti, insomma, per migliorare anche magari non solo il passaggio, ma anche per chi vuole sedersi eventualmente all'interno del parco e usufruire delle sue bellezze, studiare, ecco, tutte cose di questo tipo. Benissimo, per adesso Alexis è tutto, vi richiederemo la linea se possibile più tardi per altre novità dalla Giunta di Udine. Grazie a Paola Treppo e Fabio Di Bernardo per questo collegamento in diretta da Udine. Oggi sono stati presentati nuovi video musicali per bambini promossi dall'Arlef, 27 audiovisivi dedicati ai più piccoli per ascoltare, ballare e cantare in friulano. Noi presentiamo 27 nuovi video musicali, sono un lavoro importante perché aiutano i nostri frus di un'età dai 3 ai 10 anni a capire meglio il furlan e a chiacchierarlo sempre di più. Dove usciranno? Saranno sedi sul nostro canale YouTube, sedi sul sito Gitti, e dopo faremo anche dei video che distribuiamo per tali scuole che aiuteranno appunto anche gli insegnanti a adoperare il furlan migliore e con più capacità all'interno delle nostre aule scolastiche e con i nostri frus. Video musicali ma realizzati come cartoni animati, cioè come sono strutturati? Sì, sono 3 format differenti. Il primo è Ream dai Frus, che è un format in realtà internazionale di Vinincia Argentina, che è stato messo dall'associazione numero 1, e quindi di Alberto Zeppieri, e al conten adattamenti che avevano come interpreti differenti persone all'interno del Friuli, che capacità di disegno artistici furlani, quindi fa qualche nome, il Frizzi Comini Tonazzi, il Stes De Pieri e tanti altri, tra l'altro anche Frus, no? Come Vos, Coros dagli Vos Blanchis e vien davanti. Dopo le altri format, che è Sacche Buracche dalla Belca Media,
E che è importante, un bel format che al fa sviodi appunto gli flabis fullanis, che sono stati riadattati e renduti su una vora fruibili per i frus. E dopo è l'associazione Beat Bertrand, con vosuti ste sacchette lì che ha fatto interpretare proprio i nostri frus, chistis insomma nainis, chistis contis furlanis e in dalis canzoni nuovis, e tra l'altro i frus si sono divertiti una volta che cantavano ma anche ballavano. Presentati oggi ma disponibili da subito, ci si possono già visualizzare? Sì, si può già VOD, potete là sedi su Gitti, sedi sul canale YouTube dall'Arlef, e potete schiattaio e potete già cominciare a cantare con i vostri frus che di chiesa. Ritorniamo in diretta con la nostra Paola Treppo da Udine per gli aggiornamenti da Palazzo d'Aronco. A te la linea, Paola. Sì, rieccoci Alexis, siamo con il vice sindaco Lerius Michelini per parlare di un importante progetto. Sì, è una promessa che la Giunta Fontanini, anche il programma, riguardava anche il programma elettorale proprio della rotatoria, dell'incrocio considerato il più pericoloso o tra i più pericolosi sicuramente del comune di Udine. Qui sono morte parecchie persone, purtroppo ci sono stati tantissimi incidenti ed ecco perché abbiamo voluto fin dall'inizio predisporre il quadro economico e l'intervento che consiste in una rotatoria che congiunge via Bolinuovo all'incrocio con via Fusine. Oltre a fare la rotatoria che avrà un diametro di 29 metri in doppia elevazione, ci saranno anche degli accorgimenti elettrici importanti, quindi 4 punti luce che illumineranno completamente la rotatoria e tutto quello che ne consegue, più ci saranno degli accorgimenti prima di arrivare alla rotatoria stessa, in modo tale che chi percorre quel tratto sarà avvisato che si accingerà ad essere nelle vicinanze dell'incrocio. Poi ci saranno sempre vicino accanto alla rotatoria 2 marciapiedi con il percorso tattilo-plantari per i non vedenti, per le persone portatori di handicap, per i disabili, e ci sarà anche una sistemazione di tutti quei che sono i sottoservizi, e cioè la parte elettrica, come vi dicevo, la parte fognaria, la parte della fibra ottica, e quindi verrà creato, come potete vedere, una nuova viabilità in sicurezza, perché quello che è importante e che sto dicendo da parecchi anni, da 2 anni a questa parte, è che bisogna viaggiare in sicurezza, quindi dobbiamo intervenire nei punti più critici della città. Ecco perché questa rotatoria diventa una promessa mantenuta, e credo che non solo l'intero quartiere ma la città di Udine e i comuni limitrofi come Tavagnaco siano veramente felici e contenti. Ecco, c'è anche l'accettazione di una donazione oggi di una specchiera in temi di giunta e la concessione di un'area per la realizzazione di un fabbricato per una nuova scuola. Sì, praticamente accanto al Marinelli, nella zona comunale, verrà creato un nuovo fabbricato, un contenitore, se così vogliamo chiamarlo, che serve appunto alle superiori, alle scuole superiori, quindi in questo caso chi gestisce le superiori e le DR, per usufruire di queste aule. Adesso in pandemia sicuramente è importante poter avere uno sfogo, ma anche in futuro, perché sappiamo benissimo che sia il Marinelli sia il Malignani necessitano di interventi di ristrutturazione. E quindi nel frattempo, durante questi lavori che l'EDR con grande caparbietà sta portando avanti, bisogna dire la verità, e molta fermezza, potrà usufruire di questo contenitore di tante aule che serviranno a poter svolgere i lavori in sicurezza sia al Marinelli sia all'Istituto Malignani, che sappiamo sono il fiore all'occhiello della nostra città, no? Una delle scuole, 2, 3, ma abbiamo parecchie scuole a fiore all'occhiello, per dire la verità. Qui l'EDR sta investendo, il Comune di Udine deve facilitare questo tipo di investimento.
E allora grazie al vice sindaco Loris Michelini per il suo contributo e qui da Udine Alexis ti restituisco la linea. Grazie a te Paola Treppo assieme a Fabio Di Bernardo per questo collegamento in diretta da Udine, grazie a voi per l'attenzione, appuntamento con A Voi la Linea domani sempre alle 12:45, mentre oggi l'informazione torna in diretta alle 16:30, buona giornata.